Grazie, chiedo scusa intanto per il ritardo, purtroppo ripeto, in altro posto, ma penso che abbiate avuto il tempo di trascorrere, diciamo, il tempo di questa attesa ascoltando i colleghi candidati. Autopresentazione un po' difficile. Io sono un portogalese, nato, vissuto, forse per un lungo periodo ho lavorato anche in Portogallo, poi ultimamente le vicende della vita mi hanno portato a lavorare fuori, a lavorare in regione, di cui diciamo dove ho assunto il ruolo di responsabile del settore cultura, che dirigo da 15 anni, 14 anni praticamente. Quindi la mia esperienza è un'esperienza che mi ha portato prevalentemente fuori dal portogalese, comunque che mi ha portato a vedere il portogalese con l'occhio di chi vede anche il Portogallo assieme ad altri comuni, assieme ad altre realtà del territorio regionale e anche extraregionale. Ultimamente i progetti culturali della regione sono cresciuti sia in termini di contenuti ma soprattutto in termini di relazioni, portandomi a essere anche responsabile del coordinamento delle regioni per i rapporti con gli istituti italiani culturali esteri. Detto questo, alcuni amici un anno fa mi hanno chiesto di essere disponibile ad assumere il ruolo di sindaco, cioè a accettare una sfida, la sfida con l'attuale sindaco per amministrare in maniera diversa, perché pensiamo di amministrare in maniera diversa la città. Io ho accettato così un po' come una sfida, direi, morale, quasi un portogalese che è un po' appassionato di Portogallo, un po' appassionato anche di politica, perché non sono neanche nuovo l'esperienza politica, perché ho avuto esperienza in passato, fino agli anni 95, sono stato anche consigliere comunale per un breve periodo, e quindi un po' il tarlo della passione politica mi è sempre rimasto dentro, e quindi ho accettato anche con questa motivazione, un po' con l'idea che è possibile oggi portare l'esperienza, la mia esperienza maturata fuori, portarla anche a disposizione, metterla a disposizione della mia comunità. Il programma della nostra coalizione, che è partita con una lista civica che porta il mio nome, e quindi la candidatura è nata al di fuori dei partiti, è nata da degli amici che hanno proposto ai partiti di accettare un progetto politico attorno alla mia figura. E i primi a rispondere a questa sollecitazione della lista civica è stato il Popolo della Libertà, poi è seguita la Lega Nord, poi il Partito dei Pensionati e da ultimo un partito, una lista civica che rappresenta quella che è l'espressione degli uomini legati al mondo cattolico dell'UDC, che avendo assunto l'impegno all'inizio di questo progetto di sostenere la mia candidatura anche per l'onestà intellettuale rispetto alla precedente campagna elettorale, in cui il candidato sindaco era l'amico Renzo Mazzoni, che ha avuto il sostegno di tutti, pur non avendo ottenuto il singolo, questi amici hanno costituito una lista civica per sostenere la mia candidatura. Quindi si tratta di un mondo piuttosto eterogeneo, di persone che in qualche modo si sono messe in corsa attorno a un progetto di alternativa all'attuale amministrazione. Sono figure diverse per estrazione, per esperienza, per attività professionali, per attività economiche. Direi che tutto lo spaccato
della società, sia civile che culturale che economica, è presente in queste liste, e con un livello di esperienza e di novità, di direi professionalità politica, ma soprattutto di novità politica per molti dei giovani che sono presenti nelle liste. Con questi abbiamo cominciato a costruire un programma elettorale che non fosse un programma da ragionieri, cioè che non si preoccupasse dei numeri, anche perché per fare un programma elettorale di numeri, i numeri bisogna conoscere, e noi i numeri non li conosciamo bene, nel senso che i bilanci, le situazioni, quello che effettivamente troveremo dopo, non lo abbiamo con quella chiarezza, con quella certezza che probabilmente chi ha amministrato negli ultimi 20 anni ha. Allora quello che ci interessava era quello di capire invece la filosofia che doveva guidare un programma, cioè la linea guida, quello che è il punto di riferimento che tutti gli amministratori che venissero a essere eletti e assumersi la responsabilità di amministrare con questa lista dovevano assumersi. E quindi abbiamo fatto un programma, direi in qualche modo, di principi e di idee e di ideali. Allora, siamo partiti da un elemento di fondo, dalla famiglia, cioè il primo punto vero nel programma è la famiglia, perché riteniamo che la famiglia rappresenta veramente il nucleo attorno al quale si risolvono e si affrontano tutti i problemi. Sono brutale, ma è sicuro, e ho qualche testimone, sono stata così con tutti. Chiedo scusa, non avevo visto. Allora, io, se mi permette di ricominciare da dove mi ero fermato, nel senso che la famiglia è il nucleo della poi società e quindi il nucleo della comunità locale. Nella famiglia ci sono i problemi dei bambini, delle mamme, i problemi dei giovani che devono cercare lavoro, e quindi il lavoro certamente rappresenta un elemento di equilibrio nella famiglia e di conseguenza di equilibrio poi nella stessa comunità e quindi nella società. Come trovare il lavoro e come risolvere i problemi del lavoro? Intanto una riflessione. I dati statistici dicono che negli ultimi 12-13 anni Portogruaro praticamente non ha avuto crescita né in termini occupazionali né in termini imprenditoriali, cioè il numero di imprese e il numero di occupazioni di questi ultimi 12 anni è praticamente rimasto lo stesso. 12 anni fa era come oggi, o meglio, oggi è come 12 anni fa. Questa è l'economia, vuol dire recessione, cioè quando uno rimane fermo in economia vuol dire recessione. Questo è ancora più grave se è rapportato al fatto che negli ultimi 13 anni c'è stato il fenomeno, il boom, scusi, gli ultimi 2 anni di crisi, il boom dell'apertura dei confini e delle frontiere dei paesi dell'est, con tutto quello che noi sappiamo che ha determinato in termini di sviluppo di quest'area. E nello stesso periodo in cui noi eravamo fermi, altre zone, Sestino, Torre di Mostro, la stessa Fossata, cioè hanno avuto delle aree, delle realtà che si sono riempite di imprese. Da noi le imprese hanno difficoltà di decollare, il progetto Pirelli Re mi pare non è decollato, limitiamoci a dire questo, l'area di Noiari mi pare non è ancora un po' in fibrillazione. Probabilmente bisogna cambiare registro. Allora io ho avuto incontri anche di giovani imprenditori e il registro è forse quello di non cercare fuori, ma di andare a cercare all'interno del territorio comunale, ma non comunale soltanto. Oggi non possiamo più ragionare in termini comunali, ma possiamo solo ragionare in termini più vasti, almeno mandamentali. Dobbiamo cercare quali sono le capacità produttive di qualità che esistono nel territorio e che ci sono, e con quelle cominciare a vedere quali sono le reali esigenze e quali sono i reali bisogni, quali sono i costi che sono in grado di sostenere per spostarsi, per inserirsi all'interno di una zona industriale o di un'area industriale attrezzata. Capire cioè questi elementi e con la loro collaborazione e cercare proprio di costruire il percorso non direi di riempimento delle aree industriali, perché probabilmente non è solo questo il problema dello sviluppo, ma certamente di vedere quali sono
le direttrici di sviluppo che può avere il territorio comunale, che non è solo sviluppo industriale, ma è sviluppo agricolo, sviluppo turistico, eccetera.